I Vignin ha presentato il super dizionario della lingua. Il dizionario bilingue friulano-italiano e il monolingue più un dizionario per i cognomi, queste le tre fonti da cui è nato il super dizionario di lingua friulana, oggi online sul sito di Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana. Oltre 3.393.000 righe di contenuti messe a sistema e riordinate per dare vita a uno strumento accessibile a tutti, gratuito, rapido e di facile utilizzo, un progetto che gode dell'appoggio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Una regione che si fonda la sua ricchezza, la sua autonomia, la sua specialità, la sua ricchezza anche culturale sulla diversità delle lingue che vengono parlate sul nostro territorio, e in questo il friulano è una parte importantissima delle lingue minoritarie parlate sul nostro territorio, e Arlef fa questo compito specifico, in questo caso lo fa con un passaggio importantissimo, con un dizionario completo messo a disposizione online all'avanguardia, che riuscirà a dare risposte non soltanto ai friulani presenti in regione Friuli Venezia Giulia, ma anche a tutti quei friulani che sono emigrati di prima e seconda generazione, che dall'altra parte del mondo potranno consultare il sito e rimanere sempre aggiornati sulla propria lingua madre. Regolarmente parlato da oltre 400.000 persone, riconosciuto ufficialmente come lingua nel 1996, il friulano oggi si può anche certificare come l'inglese e il francese. Compito di Arlef oggi resta tenere viva la lingua friulana. Lo scopo è quello di mantenere la lingua viva e poterla utilizzare molto facilmente, soprattutto nei supporti che in questo momento sono più vicini alle nuove generazioni. Il super dizionario ha inglobato anche il grande lavoro di antroponimia, ovvero lo studio dei cognomi di Enos Costantini e Giovanni Fantini. Abbiamo digitalizzato un dizionario di 8.000 cognomi friulani, naturalmente, ed è molto bello perché racconta la storia delle famiglie friulane, quindi l'origine dei cognomi, l'etimologia, dove è collocato geograficamente, e la cosa quasi straordinaria è tutto il repertorio di fonti, quindi dove si trova negli archivi quel tipo di cognome in che anno, quindi è proprio una storia delle famiglie friulane. Per far conoscere il nuovo dizionario, gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Udine hanno creato un Super D, il supereroe a cui affidarsi quando in friulano cerchiamo la parola giusta. Come si dice arcobaleno per friulano? Si dice Arc di San Marco.